Buonasera, ben trovati a Focus TG. Sappiamo che il coronavirus è una minaccia molto seria per la salute dell'uomo e anche per le possibilità di contagio, ma naturalmente è inutile tenere in secondo piano anche altre conseguenze nella vita quotidiana delle aziende, in questo caso, e dell'economia. Il coronavirus rischia di avere proprio fatti i conti, pesantissime conseguenze per l'economia della Regione Veneto. Fa paura questa epidemia di cui si conosce ancora troppo poco, ma le vittime in Cina salgono e in Veneto l'unità di crisi è stata aperta, ospedali e ULSS allertate con vertici e riunioni per decidere come attivarsi in caso di pazienti sospetti. Ma l'allarme coronavirus ha aperto un altro scenario, il rischio di paralisi di alcuni comparti dell'economia veneta e trevigiana. Oltre al turismo sarebbe il comparto, per esempio, di tutta la metalmeccanica in uscita, dei settori anche del sistema moda, perché anche noi abbiamo sul lusso abbiamo tante aziende che hanno come clienti quel sistema, e poi è evidente che non è un problema che riguarda la Cina, ma a macchia si espande anche sui paesi attorno, e quindi il problema è molto esteso. Una brusca frenata che a lungo rischia di causare gravi danni all'economia in un territorio come il nostro, da un lato vocato al turismo, dall'altro all'esportazione. Non solo, ma tante persone che viaggiano in quelle zone per affari ora sono costrette a rimanere a casa. I collegamenti per ora sono interrotti o ridotti al lumicino. È un doppio danno per noi, è un problema di mobilità di merci, ma è un problema di mobilità di persone, oltre naturalmente a tutte quelle persone che devono andare in giro per lavoro o che sono in giro per lavoro, perché noi esportiamo macchinari, impianti per esempio, e però questi hanno bisogno dell'assistenza, manutenzione e quant'altro. Sarebbe opportuno, spiega Sartor, che vengano chiarite al più presto le dinamiche di questa grave epidemia. Per ora commercianti ed imprenditori sono in allerta, nessun movimento, in attesa di capire qualcosa in più. L'economia non viene da tanti anni buoni, un paio d'anni, non è ancora così strutturalmente forte da superare un'altra crisi, e auguriamoci che questi meccanismi possano essere quantomeno chiariti al più presto e l'economia riprenda. C'è da dire che naturalmente il fatto che la Cina sia così lontana diminuisce quello che è il sentire del pericolo. Ciononostante, in un mondo così globalizzato la preoccupazione c'è, è dietro l'angolo. Beh, più che preoccupato, sono preoccupato del fatto se ci danno i dati corretti oppure un po' ammorbiditi. Penso che sia più una specie di preoccupazione non tanto fondata. Tutti si preoccupano, non c'è niente da fare, niente. E chi che ha tosse te ancora di più, mio no, nessuno, dove comore mi non c'è nessuno. L'Italia si è abbastanza premunita, siamo tendenzialmente tranquilli, però voglio dire, ognuno pensa per se stesso, diciamo così. Normale, vita normale per il momento. Penso che tutti siano preoccupati. Penso, anche se non penso che ci siano pericoli immediati per noi perlomeno. Speriamo di no, che non arrivi qua. Certo che non è simpatica una cosa del genere, insomma. Speriamo che riescano a bloccarla, non so io. Coronavirus, per carità, bisogna stare attenti, però non più di tanto. Sarebbe meglio che se curassero gli altri, diciamo già dai magagne che avevamo. Ho cominciato a vedere tanti cinesi in giro con la mascherina, che fino all'altro ieri non era così praticamente. Certamente che la Cina non è Gibilterra, tra virgolette, dove il popolo con due braccia lo raccogli, invece la Cina, vuol dire, nei casi molto di più. Speriamo che comunque ci penso. Il pensarci, diceva questo signore, ma dobbiamo pensare anche alle tante altre malattie che ci sono, che vanno tenute sotto controllo e che sono presentissime da noi e la Cina non c'entra nulla. Banalmente, e poi banale non è per nulla, parliamo di tubercolosi, perché 150 bambini di una scuola materna di Scorzè, nel quale
è stato individuato un caso di tubercolosi, saranno sottoposti proprio al test per rilevare la presenza del virus. Come sempre in questi casi le autorità, in questo caso il sindaco, dicono non preoccupatevi genitori, la situazione è sotto controllo, ma intanto è meglio controllare. La situazione è costantemente monitorata sia dai medici dell'Ulstre che dagli uffici competenti del comune di Scorzè. La raccomandazione ai genitori dei bambini della materna dove si è registrato un caso di tubercolosi è di non farsi prendere dal panico. La situazione è sotto controllo e sono state attivate tutte le procedure previste. Una raccomandazione che sarà ripetuta ancora tra poche ore nel corso di un incontro in cui saranno illustrate le azioni con cui si affronterà il caso. Ci sarà un incontro nel primo pomeriggio con tutti i genitori della scuola per spiegare la situazione, per fugare tutte le paure, perché i genitori veramente sono molto allarmati, e per chiedere l'autorizzazione a fare la Mantoux, che è un test che potrà evidenziare se ci sono casi di tubercolosi tra i bambini. I risultati del test Mantoux, un'iniezione di tubercolina che rileva dalla reazione dell'organismo la presenza di un'infezione anche latente, saranno disponibili 2 o 3 giorni dopo. Il test sarà quindi ripetuto ad un paio di mesi di distanza per avere la conferma dell'assenza della malattia. Il contagio, rassicurano gli esperti, è piuttosto difficile. Il dottor Selle, col quale ho parlato, ha detto che è una cosa molto lontana dalla possibilità, però noi dobbiamo essere certi al 100% che non ci sia nessuna possibilità per lei, per la bambina e per tutti gli altri bambini soprattutto. Quanti sono i bambini in tutto? Circa 150 bambini della materna, poi lì dentro c'è anche il nido e adesso è da decidere se sarà fatto anche il test ai bambini del nido. Lui si riservava di riflettere oggi, ne ho sentiti stamattina, per capire se valeva la pena farla anche ai bambini del nido oppure no. Torniamo alla cronaca, quella spicciola, ma quella che pesa insomma nella vita quotidiana. Parliamo di spaccate contro attività commerciali in centro a Padova. La serenità viene sempre a mancare ultimamente, sì, è sempre più difficile. Alessandro Longo lavora dietro al bancone del caffè di Piazzetta Forzatè da 20 anni. Dopo la spaccata che ha colpito il suo locale, è amareggiato. Per rubare pochi spiccioli, qualche decina di euro ci dice, hanno distrutto la vetrina del suo bar. In cassa non c'è niente perché tassativamente la sera si svuota, si lascia qualche monetina per il fondo cassa del mattino. È stata una notte di spaccate, quelle tra lunedì e martedì a Padova. Alle 3 un locale di via Beato Pellegrino è stato preso di mira dai ladri che sono riusciti, forzando una finestra, ad introdursi in sala e a rubare qualche centinaio di euro dal fondo cassa e alcune bottiglie. Poco meno di un'ora dopo, 2 malviventi hanno rotto la vetrata del bar di Piazzetta Forzatè. Qui le forze dell'ordine sono state allertate dai residenti. Gli uomini delle volanti, intervenuti rapidamente, sono riusciti ad arrestare uno dei 2 ladri, un 29enne originario del Senegal. Il colpo è il secondo in pochi mesi per il bar. È una brutta sorpresa, tra l'altro ravvicinata ad un'altra brutta sorpresa. Poco prima di Natale hanno fatto un'altra spaccata e non si è trovato chi fosse stato. La zona di Piazzetta Forzatè è sorvegliata da videocamere, ma il titolare del locale, una delle poche attività ancora aperte, ci conferma che è sempre più ritrovo di persone che bivaccano. Qua in piazzetta ultimamente insomma si fa molto pesante, ci sono gruppi di ragazzi che bivaccano, che alzano la musica come un po' dappertutto, forse in città, ma qui ultimamente c'è una bella concentrazione di questi ragazzi. Alessandro Longo non conosce l'autore del furto al suo locale, ma non ha dubbi nel tracciarne un identikit. Il mio parere è che sono ragazzi che usano stupefacenti, bevono, come ultimamente molto spesso succede qui in piazzetta, e cercano il denaro liquido per trovare facile questo tipo di roba, insomma. La Procura di Agrigento ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone, capo missione e comandante della nave Marionio di
di Mediterranean Saving Humans. I due sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il mancato rispetto di un ordine dato da una nave militare. Nel marzo 2019 il comandante Marrone non aveva obbedito all'ALT intimato dal pattugliatore della Guardia di Finanza per spegnere i motori quando la nave ONG si trovava di fronte all'isola di Lampedusa. Il commento di Casarini: solo la logica perversa di qualche politicante ha trasformato il soccorso in mare in un possibile reato. Poi, per rimanere nel campo dei tribunali, parleremo dopo la pausa di un avvocato che ha pensato di tentare di aggredire un giudice e è finito per prendere a sberle un carabiniere. Il foro di Treviso si è trasformato improvvisamente in un'arena quando un avvocato ha tentato di aggredire un giudice. Nel parapiglia è riuscito anche a tirare qualche manata a un carabiniere ed è finito portato in ospedale. Prima ha tentato di aggredire in udienza il giudice, poi ha schiaffeggiato il carabiniere intervenuto per calmarlo. Tensione in tribunale a Treviso, dove un avvocato di 49 anni di Bassano del Grappa ha dato in escandescenze. L'avvocato si è scagliato contro il giudice della prima sezione civile Alberto Barbazza, ma agenti della polizia giudiziaria e un carabiniere sono riusciti a intervenire in tempo allontanando il legale dall'aula. Fuori però il 49enne non si è tranquillizzato, anzi ha colpito un militare dell'Arma per poi essere immobilizzato a terra tra le urla. Il professionista, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato affidato a quel punto alle cure del SUEM 118, ma anche in ambulanza si sarebbe dimostrato violento. È un episodio grave perché si colloca in un contesto dove si amministra la giustizia e dove si pretenderebbe che tutti si comportino secondo educazione e rispetto. Mi pare dalle prime informazioni che sia da ricollegare a uno stato della persona non del tutto sano, ecco. Ricoverato in psichiatria, l'avvocato, che afferma di essere gravemente malato, è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Il presidente del tribunale Fabbro esclude che l'ira del legale sia stata causata dal rinvio dell'udienza per la quale il 49enne si era presentato a Palazzo di Giustizia. Lo escludo nel senso che è pacificamente escluso, cioè l'episodio è totalmente avulso dall'amministrazione della giustizia. L'avvocato credo fosse qua per un'udienza che mi dicono non era neanche stata fatta ancora ed improvvisamente ha cominciato a gridare, a smaniare, a dare in escandescenze senza avere un obiettivo preciso. Certamente è brutto che un episodio del genere si verifichi in un tribunale che ha sempre avuto un ottimo rapporto con il foro, ce l'ha anche con l'utenza, un ottimo rapporto, è un tribunale che sta lavorando molto bene. Oggi io credo oltre il 90% dei processi si chiudono nell'arco dei 3 anni, che permette di dare una giustizia che arriva in tempi sufficientemente accettabili. A Padova non ha ancora un nome e quindi non è ancora ovviamente stato fermato l'uomo che ha molestato almeno 6 donne nella centralissima Prato della Valle. Continuano i controlli in città, soprattutto nella zona attorno a Prato della Valle, per identificare e trovare il molestatore che giovedì pomeriggio ha palpeggiato 6 giovanissime donne. Il molestatore ha agito di tardo pomeriggio, scegliendo le sue giovani vittime mentre facevano jogging o passeggiavano sole in Prato della Valle. E oggi le ragazze che abbiamo incrociato qui ci hanno detto che preferiscono venire in Prato solo durante il giorno. Purtroppo queste zone, le persone giovani, soprattutto le ragazze, soprattutto non le sentono più così sicure. Quindi credo di sì, soprattutto nel vestirsi. Sarebbe sbagliato, è sbagliato dover proteggersi dagli altri, però è una cosa che bisogna fare. Sinceramente ultimamente non vengo più la sera qua. Una volta, tipo un mesetto fa, venivo. Però eviterei questi posti la sera, sinceramente, adesso che ho sentito ho un po' paura, sì. Secondo me più che altro la sera bisogna stare un po' più attenti, ma di giorno comunque c'è abbastanza movimento, penso, comunque è abbastanza tranquillo. No? Mi fa strano che alle 5:30, ok che fa già buio, però è comunque abbastanza presto, mi dà fastidio, nel senso, però non mi sento proprio, né sicura, però non è che ho il panico di venire qua. Faccio attenzione, sempre. Io la sera preferisco
Va bene che vado in palestra qua, vicino, ma un po' pericoloso. Quindi eviti Prato di... Non è che evito. Prendo quella strada e vado fino a io abito in centro. Secondo le testimonianze, il molestatore avrebbe la carnagione scura e ha avvicinato le vittime con la scusa di chiedere l'elemosina, poi le ha palpeggiate con violenza, provocando in un caso ematomi al seno. Insomma, non frequentare una delle più belle piazze d'Italia per paura di un maniaco. Speriamo che le forze dell'ordine si sbrighino a individuarlo e a neutralizzarlo. Noi parliamo invece del Bomba Day di Mestre, tutte le istruzioni per l'uso. Bomba Day è iniziato il conto alla rovescia per i 3.500 residenti tra Mestre e Marghera che, alberghi compresi, dovranno lasciare le proprie case e abitazioni per un raggio d'azione di 1 chilometro e 800 metri dalla disinnesco dell'ordigno bellico, con il comune che, grazie ai volontari della protezione civile, informerà la cittadinanza sul da farsi porta a porta. Ci vedrà peraltro impegnati in una campagna da domani fino a sabato di carattere informativo presso tutti i civici dei luoghi interessati al raggio d'azione in cui avviene l'operazione medesima. Dall'alba di domenica 2 febbraio la base operativa di comando di tutte le operazioni di messa in sicurezza sarà la sede provinciale dei Vigili del Fuoco. Con il COM dove si tiene appunto la cabina di regia dell'intera operazione. Quindi si provvederà a mettere in sicurezza la gente con il raduno al Palazzetto Taliercio di Mestre. Si inizierà alle 7 del mattino e dopodiché appena messe in sicurezza le persone si inizieranno i lavori di disinnesco. Cospicuo il numero degli uomini della sicurezza. Ma anche ai tanti volontari di protezione civile che saranno impegnati, circa 120-150 uomini. Con case, palazzi e strutture interamente vuoti, la prefettura ha già predisposto il servizio antipredoni con apposite pattuglie di carabinieri, polizia e agenti della polizia locale. Servizio peraltro già tristemente sperimentato nel 2015 lungo la riviera del Brenta dopo il passaggio del tornado. Domenica prossima la terraferma e Venezia saranno di fatto bloccate per quasi tutta la mattinata, con ferrovie e traffico aereo di laguna e di terra fermi. Dalle 7 ci sarà il divieto per quello che è la circolazione che riguarda i privati e dalle ore 7:30 del mattino sempre per tutto quello che è il trasporto pubblico locale ma anche della Ferrovia dello Stato. Quindi si fermerà. Se così si può dire, per alcune ore tutto ciò che può entrare nel raggio d'azione. L'operazione avrà una durata approssimativa di circa 3 ore. Dopo la pausa scopriremo assieme che rubare gondole non conviene. Parliamo di pit stop, nulla a che vedere con il rientro delle Formula 1 nei box, ma qualcosa di molto più delicato e complesso. Le mamme lo sanno molto bene, anche il papà qualche volta, insomma quando c'è un bambino da cambiare nel fasciatoio, dargli una poppata, non si sa mai dove andare. Ed ecco che il comune di Padova appunto si inventa il baby pit stop. Sono pit stop bambino-bambina, significa che sono degli spazi, sono 8 spazi che noi stiamo allestendo nei diversi uffici del comune dove i genitori possono andare a dare da mangiare ai propri bambini, quindi allattare i propri bimbi e cambiarli e trovano un ambiente confortevole, caldo, dove possono stare. Saranno 8 gli spazi dedicati ai bimbi e ai genitori che il comune di Padova allestirà in città in collaborazione con l'Unicef. Punti di sosta per le famiglie dove si potrà allattare o cambiare i piccoli e saranno allestiti in tutta la città, dai musei civici all'anagrafe del Bassanello in via Guasti. Le altre sedi saranno in via Raggio di Sole, dove ci sono i servizi scolastici, nelle sedi dei servizi sociali di via del Carmine e in passaggio Gaudenzio, in comune a Palazzo Moroni e nella biblioteca civica Forcellini Camin in via Boccaccio. Gli spazi seguiranno gli orari d'apertura degli uffici comunali.
C'è uno spazio dove si possono cambiare i bambini, c'è un posto comodo dove si possono allattare e quindi è un'opportunità, penso ai genitori con i bambini più piccoli che fanno magari fatica ad uscire di casa quando il bimbo è piccolo perché non sanno dove possono poi magari fermarsi, se devono cambiarlo all'improvviso o se devono dargli da mangiare. È un'opportunità quindi perché i genitori possano da presto, insomma, tornare a fare una vita anche di comunità, di vivere la città. Una giovane coppia decise di fare un giro in gondola, se la portò via. Questo tecnicamente magari pensavano fosse un ragazzato, poco più, invece si chiama furto. Il caso non è isolato in una città in cui è capitato più di una volta che qualcuno rubasse o tentasse di rubare persino un vaporetto. La condanna inflitta in tribunale ad una coppia che nell'estate del 2015 aveva rubato una gondola a San Tomà invece sì. I due giovani, lui di Pordenone e lei di Lecco, dovranno svolgere attività sociali specificamente dedicate al decoro della città, le cui modalità e durata saranno stabilite nelle prossime settimane. La bravata di quella notte, guidare la gondola si era rivelato tutt'altro che facile, tanto da finire alla deriva in Canal Grande, poteva avere conseguenze serie, tanto che oltre al furto gli era stato contestato d'aver messo in pericolo la sicurezza della navigazione. La loro è una condanna che tra l'altro arriva in contemporanea con lo sfogo del sindaco Brugnaro sul comportamento degli studenti universitari, 2 addirittura iscritti all'Accademia di Belle Arti, che nel settembre del 2018 avevano imbrattato di vernice rossa uno dei 2 leoncini di Piazzetta San Marco. Li abbiamo perdonati perché non è stato chiesto la gogna mediatica, pubblica, li ho incontrati e gli ho proposto servizio civico per il comune, non so, andiamo a pulire i graffiti. E mi hanno ascoltato, hanno annuito, speravano probabilmente di uscire dalla situazione complicata e non si sono più fatti vedere. Ecco, io credo che quello sia un atto di vigliaccheria. Lo dico con molta sincerità, ho detto, avete 2 possibilità, vi è capitato di fare una sciocchezza ma vi do una possibilità non hanno avuto coraggio. Per i 2 aspiranti gondolieri, invece, l'appuntamento sarà in autunno per la verifica della loro attività per il decoro della città di Venezia. Non si sono più fatti vedere, questa mi mancava. Invece parliamo di una bambina che sicuramente non andrà a imbrattare i leoni perché a 10 anni ha già la sua prima personale come pittrice e lo fa fin di bene. Metto i colori che mi piacciono di più, o tipo da come tipo sono ispirata, e magari colori vivaci o colori tristi, e dopo con la spatola li sfumo. Se l'arte si può raccontare, così Irene Gemin racconta la sua arte, che ha del prodigioso guardando queste opere, ma anche ascoltando chi d'arte se ne intende. Ma perché questi quadri di una bambina di 10 anni sono arte? Perché l'arte astratta si basa sulla spontaneità e i bambini sono certamente gli esseri umani più spontanei del mondo. Quando l'artista si esprime con spontaneità, questa spontaneità si travasa nello spettatore che lo reinterpreta a modo suo e diventa praticamente coautore di questo quadro. E c'è da rimanere stupita ammirando questi quadri, visto che l'autrice ha appena 10 anni. Un'arte da sabato esposta nella prima personale di Irene, che molti indicano già come una bambina prodigio. Io amo moltissimo l'arte moderna e quindi l'astrattismo, e vedere l'interpretazione dell'anima così pura e così, come diceva il maestro prima, più decisa della nostra, di una bambina è fantastico. Ricordati che Treviso è una città magica, portala sempre nel cuore, perché tutti quelli che ci hanno preceduto meritano di essere ricordati. Stupiti sia per tecnica che per accostamento di colori, subito notati da chi d'arte se ne intende. Io l'ho scoperta per puro caso nelle gallerie di un centro commerciale dove era ospite per l'esposizione. Io l'ho vista, mi sono innamorato dei suoi quadri. Tante le personalità presenti all'esposizione, dal sindaco Mario Conte, che ha già aperto le porte di Casugana, la prossima personale di Irene, all'assessore Federico Caner, che nell'arte vede l'occasione per intensificare il turismo culturale. Un grazie a tutti quei giovani come Irene che decidono di portare le proprie emozioni a conoscenza di tutto, perché il Veneto vive anche di arte. Ma Irene è speciale anche nella solidarietà, infatti il ricavato della vendita dei quadri andrà tutta al Cafoncello. Per lei è una scelta semplice e decisa, come i suoi tratti sulle tele. Perché è bello aiutare delle persone che sono in difficoltà. E con questa bella tavolozza di colori ci salutiamo e naturalmente vi auguriamo una buona serata.